La segreteria provinciale di Udine dell'UGL Polizia lancia l'allarme per le condizioni in cui si trova a dover lavorare la polizia ferroviaria. In questi ultimi giorni la cronaca nera ha portato alla ribalta quella che è solo l'ultima di una lunga serie di aggressioni ai danni dei controllori impiegati sui nostri treni nonché agli operatori di polizia. Un'involuzione si legge in una nota dell'UGL che va messa in relazione ai costanti tagli sulla sicurezza effettuati a livello centrale sia a livello di investimenti che di organico. La Polizia Ferroviaria di Udine ha un organico sottodimensionato di ben 20 unità. Come possiamo pensare di garantire la sicurezza sui nostri treni con questi numeri? Come sindacato UGL, continua la nota, ormai da tempo ci battiamo per l'introduzione, oltre che dello spray al peperoncino inutilizzabile negli spazi dei vagoni ferroviari, delle pistole elettriche senza dubbio più idonee, per non parlare del vestiario. Questo personale, conclude l'UGL, è costretto a svolgere il proprio servizio con vestiario e scarpe inadeguate o con anfibi assegnati ormai da decenni.